Siamo con il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, a conclusione di questo secondo forum sul turismo. Palma di Montechiaro ha anche deciso di essere presente a un proprio desk qui al forum per promuovere le eccellenze di Palma di Montechiaro. Ecco, un consuntivo di questa 4 giorni lo chiediamo proprio a lui. Ma è stato per noi un grande banco di prova, era la prima uscita, l'abbiamo consumata col massimo della partecipazione perché ci stiamo distinguendo in questi 2 anni di inizio della mia esperienza amministrativa per una sussidiarietà che ci viene garantita da un territorio amabile. Noi abbiamo avuto la partecipazione di soggetti che ci hanno fornito plastici di Palma di Montechiaro che non sono cose comuni da ritrovare, abbiamo architetti che hanno partecipato all'esposizione del territorio, dei percorsi, che hanno agevolato l'incontro con i buyers, abbiamo avuto esperti di enogastronomia che si sono prestati per offrire quello che il nostro territorio sa dare, dando una dimostrazione a un cookie show. Quindi abbiamo agito, ritengo, al meglio di quelle che erano le nostre disponibilità, di questo ne sono orgoglioso, ma anche mi serve più che altro per incoraggiamento perché stiamo cercando di sviluppare il turismo e immaginate, mentre si consumava la prima esposizione dell'eccellenza agrigentine, dall'altra io ero in Francia, ad Amiens, dove andavo a ricercare contatti con il nord dell'Atlantico, con i paesi del nord Atlantico, per commerciare ortofrutta di Palma di Montechiaro e dall'altra per avere contatti col turismo. L'abbiamo avuto pure con l'istituzione in senso lato francese, compreso la scuola, perché anche lì c'è un'esigenza di conservazione del primato della cultura latina e questo passa attraverso una relazione fra le scuole italiane e francesi. Quindi una bellissima esperienza che ritengo invece che vada estesa perché io non penso che si possa agire per un'eccellenza locale. Noi abbiamo bisogno di far conoscere al mondo la ricchezza esplosiva che la Sicilia ha e diventeremmo attraenti senza preoccupazione di concorrenza alcuna. Io vi dico, in questi giorni li affascinavo partendo dal principio che Palma era il paese del Ghepard, ma in realtà era a 35 km dal paese di Sciacia, di Racalmuto, era a 30 km di Porto Empedocle, il paese di Camilleri, fino ad arrivare a Pirandello. Quindi grazie per l'occasione fornitaci dalla provincia e dal dottor Condino in questa esperienza, ma soprattutto incoraggiamo i siciliani a farsi avanti e l'ora è arrivata, insomma, noi abbiamo un grande strumento per stare bene e creare sviluppo, è il turismo.